quando uno usa comunque la violenza o l'offesa è sempre comunque da parte del torto. In questo caso peggio perché sono dei ragazzini. È un Brugnaro a tutto campo quello che continua a stigmatizzare la nuova aggressione delle scorse ore avvenuta a Venezia nei pressi della Giudecca, quando una baby gang di adolescenti ha seguito, insultato e sputato contro una coppia di turisti cinesi. Partendo anche da episodi come questo, noi non dobbiamo intanto sottovalutare nulla, perché se è vero che questi sembrano i due signori cinesi dicono che sono bambini da 6 anni, ripeto, faccio fatica a pensare a 6 anni, ma fossero 8-9 immagino. Ma ti sembra normale che questi vanno a sputare della gente? Che cosa hai sentito a casa? Che cosa hai percepito nel tuo contesto? È questo che mi interessa, nelle scuole, oltre a pretendere, di cosa stiamo occupandoci. A denunciare l'accaduto gli stessi turisti cinesi che hanno segnalato il fatto al proprietario dell'albergo dove avevano preso alloggio, raccontando anche che l'aggressione, forse a sfondo razzista per via dell'epidemia da coronavirus, sia stata documentata e filmata con il telefonino proprio da una ragazzina appartenente alla stessa baby gang. Perché il tema è anche cosa ascoltano a casa dei genitori. Nel sottile tessuto del caso, tanta violenza dopo il post contro i cinesi di un consigliere di maggioranza di Casier di Fratelli d'Italia che l'aveva descritti come onti cinesi. Siamo preoccupati perché questa idea di villania, di degrado in generale, questo non è questione delle persone orientali solo, ma in generale di chi si comporta male con gli altri,